La strage di turisti morti all'interno del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre ha scosso tutto il Veneto. La procura di Venezia ha aperto un'indagine per omicidio stradale plurimo. Al momento non ci sono indagati. Come ha detto il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, ci sono punti fermi o abbastanza fermi. Il primo punto fermo: non ci sono segni di frenata, e secondo punto fermo: non ci sono stati momenti di contatto con altri mezzi. L'autobus ha sbandato sulla destra e ha strisciato il guardrail per circa 50 metri prima di sfondarlo e cadere. Il primo ad allertare i soccorsi è stato l'autista di un altro bus, che è stato affiancato ma non toccato dal mezzo precipitato. Nelle prossime ore verrà affidato l'incarico dell'autopsia sul corpo di Alberto Rizzotto, il quarantenne autista di Tezze di Piave, morto nell'incidente insieme ad altri 20 turisti. Intanto Padova, in segno di vicinanza e cordoglio, ha posizionato le bandiere a mezz'asta. A Palazzo Moroni, sede del comune, il sindaco Sergio Giordani ha mandato un messaggio di solidarietà a Luigi Brugnaro. Mi ha dato un messaggio a nome mio, di tutta la comunità, perché è stato sconvolgente. Veramente, quando sono stato a casa ho visto la notizia, ho detto: come può essere successa una cosa del genere? Purtroppo è successa. Pensate a cosa, come può, io penso sia stato un malore, una cosa del genere, poi per il pullman seminuovo, un posto si va lenti, piano. Per un autista preparato, una certa esperienza, penso solo stato veramente una sfortuna incredibile. In un video shock della Smart Control Room del comune di Venezia si vedono gli istanti in cui il bus precipita dal cavalcavia. La telecamera è puntata alla base della rampa che da Mestre porta a Venezia. Si nota il bus bianco affiancarne un altro, presumibilmente fermo al semaforo, che piega a sinistra verso Marghera e che ha la freccia inserita. Subito dopo si nota il mezzo piegarsi e cadere, mentre l'altro aziona improvvisamente lo stop.